E ora per il nostro appuntamento con i musei italiani, Bruna Fattenotte ci porta a Bologna a visitare proprio il Museo per la Memoria di Ustica. Vediamo. La sagoma della fusoliera appare fin dall'ingresso. Eccolo il relitto del DC-9 Itavia, oltre 2000 pezzi ripescati in mare e oggi ricomposti qui, nell'ex deposito dei tram di Bologna, la città da dove era partito. Testimone muto, è il cuore di un museo unico in Italia. Un testimone non solo di questo evento, non solo della vita di queste persone che è stata interrotta dall'evento tragico, ma anche della grande volontà nella ricerca della verità. Tutto intorno al relitto l'installazione del celebre artista Christian Boltanski, poeta della memoria. Specchi neri come l'ingiustizia che diffondono pensieri interrotti, quelli delle vittime così simili ai nostri. 81 come le luci che si affievoliscono ma non si spengono mai. È uno dei musei più visitati di Bologna. Sia il relitto che l'installazione dimostrano come ancora ci sia molto da studiare e come la lettura e la memoria di questo evento ci serva per plasmare una percezione collettiva, una memoria e anche una volontà di pensiero, di libertà collettiva. Aperto nei fine settimana, attrae circa 1000 visitatori al mese, adulti, ragazzi, famiglie con bambini. Emozioni che confluiscono nel libro degli ospiti, dove sono centinaia i messaggi di chi non vuole dimenticare. È tutto, il TG